Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tragico sbarco a Lampedusa, 19 cadaveri tra i migranti recuperati e soccorsi in alto mare, tra i sopravvissuti anche 2 bambini. Arrestato il santone della comunità nel bosco di Gibilmanna, nel Palermitano, è accusato di maltrattamento di minori. Una donna trovata morta in casa a Palermo, il marito è indagato per omicidio preterintenzionale, la procura ha disposto l'autopsia della donna. False residenze per inquinare le elezioni comunali, arresti domiciliari per il sindaco, per un consigliere comunale e per un vigile urbano di Forza d'Agro nel Messinese. Più di 60 gli indagati con l'accusa di associazione per delinquere. A Palermo truffa all'Unione Europea, 23 indagati tra docenti universitari, ricercatori e imprenditori che avrebbero rendicontato spese in realtà mai avvenute per intascare i soldi. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, anniscemi per donare 300.000 euro frutto del taglio degli stipendi dei parlamentari. In mattinata conferenza stampa all'Ars per chiedere le dimissioni di Schifani. ST Microelectronics a Catania, confermati i 5 miliardi di investimenti fino al 2034, previste tra le 2.000 e le 3.000 nuove assunzioni. Restano le preoccupazioni dei sindacati. Calcio, il Catania in cerca della matematica certezza del secondo posto, adesso mira ai 3 punti contro il Picerno, giocherà lunedì al Massimino, il tecnico Viale al lavoro sugli automatismi in attacco, forte accelera ma non saranno presi rischi. Apriamo il nostro telegiornale con l'ennesima tragedia del mare al largo di Lampedusa. Sono 19 i migranti morti, 7 quelli recuperati ancora in vita e tra loro anche 2 bambini. Il servizio di Manlio Viola. Ancora una tragedia del mare al largo di Lampedusa, sono 19 i migranti morti, 7 quelli recuperati ancora in vita e fra loro ci sono anche 2 bambini. I piccoli, uno dei quali ha appena 1 anno, sono in buone condizioni anche se infreddoliti. I 5 adulti, tutti a età compresa fra 25 e 30 anni, invece sono in ipotermia e intossicati da fumi da idrocarburi. Il salvataggio è avvenuto in acque Sahara libiche da parte di una motovedetta della Guardia Costiera italiana. In base alla prima ricostruzione, il barcone sarebbe partito dalla Libia 2 giorni fa con un tempo buono, ma durante la traversata è arrivato il ciclone. Attualmente a Lampedusa piove ininterrottamente, ci sono 10 gradi, ma in mare aperto la temperatura è molto più bassa e il mare grosso impedisce persino al traghetto di navigare. Al momento del soccorso le vittime erano 17, altri 2 migranti sono deceduti durante il difficile rientro della motovedetta verso Lampedusa, partendo da 85 miglia di distanza. Il mare grosso ha reso complicata la navigazione anche del mezzo militare. Sbarcati al Molo Favaloro, gli adulti sono stati trasferiti al poliambulatorio e si valuta un ulteriore trasferimento a Palermo in elisoccorso non appena le condizioni meteo e quelle sanitarie lo consentiranno. Non corrono pericolo di vita invece i bambini, anche se il più piccolo è rimasto orfano. Sembra infatti viaggiasse solo con la madre e la donna sarebbe una delle 19 vittime. Il santone della comunità del Bosco di Gibilmanna in provincia di Palermo è stato arrestato per maltrattamenti su minori. Lo ha disposto la procura di Termini Imerese. Il servizio di Marco Gullà. È finito in carcere per maltrattamenti a minori Shanti Mark Koppicar, 59 anni, il maestro spirituale di origini tedesco-indiane a capo della comunità di discepoli scoperta a Gibilmanna, a pochi chilometri da Cefalù, dove un gruppo di una quindicina di persone con 2 bambini di 7 e 11 anni viveva in condizioni precarie in un casolare abbandonato fra i boschi. L'uomo era finito sotto i riflettori dopo che la procura dei minorenni di Palermo aveva deciso di allontanare dalla famiglia e trasferire dal nonno 2 ragazzini che vivevano con i genitori in comunità, costretti a dormire in un casolare fatiscente su 2 materassini senza acqua e né luce. I minori non erano stati vaccinati. Secondo la procura di Termini Imerese, che ne ha disposto il fermo, l'attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all'interno del quale i minorenni avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli. Il santone della comunità del Bosco
bosco di Gibilmanna costringeva i bambini ospiti della comunità a fare le ronde notturne attorno al casolare, senza acqua e luce, in cui vivevano. I piccoli indossavano delle torce sulla testa ed erano costretti a girare nottetempo per avvertire gli adulti dell'eventuale presenza di estranei. La Procura di Enna ha iscritto 2 persone nel registro degli indagati per omicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Tony Di Marco, l'operaio 61enne morto mentre era al lavoro in un campo di calcio privato nella zona bassa della città. L'uomo non è caduto da un cestello, come era stato detto, ma è stato colpito dal braccio di una gru che si è staccato, almeno questa è l'ipotesi. Una donna trovata morta in casa a Palermo. I genitori della vittima chiamano in causa il marito che nega, ma adesso l'uomo è indagato per omicidio preterintenzionale. La procura ha disposto l'autopsia. Il servizio. Sarebbe stata trovata morta in casa, distesa per terra, accanto al letto, e nulla, per il momento, farebbe pensare a un delitto, ma secondo la madre della vittima non si tratterebbe di un decesso per cause naturali. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Gherda Caruso, 50 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato scorso nell'appartamento di via Maccionello a Palermo, a 2 passi dall'ospedale Cervello, in cui abitava con il marito, un uomo di 46 anni, Giuseppe Greco, attualmente unico indagato per omicidio preterintenzionale, e il figlio. I fatti risalgono allo scorso 25 marzo. La donna, secondo una prima ricostruzione, era nell'appartamento insieme al figlio appena adolescente. A rinvenire il cadavere sarebbe stato però il marito, un autotrasportatore sempre in giro alla guida di un tir che nelle ore precedenti aveva provato a chiamare la donna senza ricevere alcuna risposta. Insospettito dalla situazione, l'uomo avrebbe deciso di tornare a casa per controllare se ci fossero problemi. Una volta varcato l'ingresso, la macabra scoperta. Un vicino di casa e familiare della vittima ai nostri microfoni parla così. Cioè, non ci vedo niente di anormale, diciamo. Questi rapporti come sono, come erano? Per me normali. Il bambino è tenuto benissimo. Sapete che il bambino... Per i genitori della donna, che non avrebbero avuto mai dei rapporti idilliaci con il genero, qualcuno potrebbe aver ucciso Gherda facendo in modo che nessuno potesse pensare a un omicidio. Ignoto al momento l'eventuale movente. Adesso andiamo a Forza d'Agro nel Messinese. Arresti domiciliari per associazione per delinquere per il sindaco Miliadò, ma non solo. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Quei 96 trasferimenti di residenza proprio in prossimità delle elezioni amministrative del 2024 in un piccolo paese come Forza d'Agro che conta appena 835 abitanti non erano passate inosservate. Trasferimenti in alcuni casi avvenuti appena in tempo rispetto ai 45 giorni necessari prima delle elezioni. L'inchiesta avviata dalla Procura di Messina dopo una segnalazione di anomalie ha portato questa mattina a 5 ordinanze cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla falsità del pubblico ufficiale in atti pubblici. Ai domiciliari sono finiti il sindaco di Forza d'Agro, Bruno Miliadò, un consigliere comunale, un agente e un ausiliare del traffico della polizia municipale ed è stato disposto il divieto di dimora a carico di un altro consigliere comunale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le indagini avrebbero fatto emergere l'esistenza di un presunto sodalizio criminale dedito alla produzione di falsi atti pubblici, in particolare attestazioni di residenza fittizie, un sistema che sempre, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato finalizzato a influenzare le consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno del 2024 per il rinnovo del Consiglio Comunale e la carica di sindaco di Forza d'Agro. Sono coinvolte anche altre 67 persone per avere concorso a formare falsi verbali di accertamento di iscrizione anagrafica con false dichiarazioni di dimora abituale, così da poter votare in quel comune. Dalle indagini è emerso come la residenza era attestata in immobili inesistenti, disabitati e in disuso, in alcuni casi nelle camere di 2 alberghi riconducibili al sindaco ed ad uno dei consiglieri comunali indagati, e in un caso anche in uno stabilimento balneare della frazione Fondacoparrino. False sono risultate 59 richieste su 96. In quelle elezioni, dove votarono 673 aventi diritto, Miliadò vinse con uno scarto di 30 voti, mentre la lista che lo sosteneva si è affermata con 40 preferenze di scarto. Adesso parliamo di un'altra truffa, questa volta sui fondi europei nell'ambito della ricerca farmaceutica universitaria. Sono 23 gli indagati a Palermo, fra professori universitari, ricercatori e imprenditori, ma il GIP ha respinto la richiesta di arresto per 17 di loro perché i fatti sono troppo lontani nel tempo. Il servizio.
Truffa aggravata e falso materiale nell'ambito dell'uso dei fondi europei per la ricerca. Con queste accuse la Procura europea indaga a Palermo su 23 fra professori universitari, ricercatori ed imprenditori. L'inchiesta riguarda il progetto di ricerca BITOS e nasce dalle dichiarazioni di 2 ricercatori che hanno raccontato agli inquirenti come alcuni professori siano stati pagati senza aver mai contribuito e come siano state rendicontate spese per materiali e acquisti di attrezzature mai realizzati grazie ad accordi fra professori e imprenditori. Il progetto BITOS è una ricerca nel campo delle tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche. Indagando sulle attività del Dipartimento dell'Università di Palermo, diretto dal professor Vincenzo Arizza, i PM Geri Ferrara e Amelia Luise si sarebbero poi imbattuti anche in altri progetti come la ricerca Smiling. Nel mirino della Procura anche Antonino Fabrizio, amministratore e titolare di fatto dell'Associazione Progetto Giovani e dell'Associazione Più Servizi Sicilia. La truffa ipotizzata risale agli anni fra il 2018 e il 2023. A dicembre del 2024 la Procura europea avanzò al GIP 17 richieste di arresto, tutte respinte dallo stesso GIP lo scorso 6 febbraio. Per il magistrato a impedire l'applicazione dei provvedimenti cautelari sarebbe la risalenza nel tempo delle condotte. Troppo dunque il tempo trascorso dalla commissione dei reati perché possano configurarsi i motivi di arresto. Gli indagati hanno già reso gli interrogatori preventivi e adesso la Procura ha presentato un ricorso al Tribunale del riesame contro la decisione del GIP. Adesso andiamo a Gela. Dopo l'accoltellamento di ieri in un bar di un giovane da parte di un coetaneo, il procuratore della Repubblica Vella denuncia la crescente diffusione delle armi tra i giovanissimi e lancia un allarme. Non si tratta più di casi isolati, ma di un fenomeno purtroppo stabile. Il servizio di GR Italia. Dopo l'accoltellamento di lunedì sera e l'arresto lampo dell'accoltellatore, il procuratore capo Salvatore Vella torna a lanciare l'allarme sulla violenza tra i giovani, indicando con chiarezza un cambiamento profondo. Oggi anche le liti più banali rischiano di trasformarsi in aggressioni armate, non più un episodio isolato, ma il segnale di una deriva ormai strutturale. Non si tratta più di emergenze episodiche, i casi registrati negli ultimi mesi raccontano un'escalation costante, un dato che preoccupa soprattutto per la rapidità con cui le situazioni degenerano. Pochi secondi, una discussione e si passa alla violenza. Un salto che, sottolinea la Procura, segna un cambiamento culturale prima ancora che criminale. Continua a sembrare che nel caso in cui avvenga una lite l'unico strumento per affermare la propria persona o il rispetto del proprio onore sia fare sgorgare il sangue. Questo è una situazione che va oltre, quello che può essere consentito in una realtà produttiva, viva, socialmente viva, appunto come Gela. Da qui l'appello: non basta l'azione delle forze dell'ordine, serve una risposta più ampia che coinvolga famiglie, scuole e tutte le agenzie educative. Fare rete, prevenire e intervenire prima che il conflitto esploda. Se avete amici che vanno in giro armati anche soltanto di un coltello, ditegli che è una stupidaggine, perché da una semplice lite si può arrivare ad un omicidio, quindi ad una vita che si perde, o a una vita che si perde in carcere, perché se ammazzi qualcuno con un coltello rischi seriamente l'ergastolo, quindi di andare in carcere e non uscire più a 20 anni. Adesso ci spostiamo a Catania. Quanti voti controlla la mafia? Qual è il peccato della politica? L'analisi del procuratore di Catania Francesco Curcio sul rapporto mafia e politica e il ruolo dei magistrati nella mancata selezione della classe dirigente. Uno stralcio dell'intervista realizzata da Lorena Dolci, la proponiamo questa sera. In questo connubio con la politica, come si è andato evolvendo negli ultimi anni, la mafia diventa sempre più colletto bianco, non ha più bisogno di corrompere i politici perché sono, una loro stessa emanazione. Ma esiste, per così dire, una forma di corruzione, se vogliamo, che è quella elettorale. E cioè il politico cosa vuole? Più che i soldi, vuole il potere, vuole gestire i flussi economici. Da qui poi può trarne anche dei vantaggi personali. Ma quello che gli interessa è occupare una postazione dalla quale gestisce i flussi economici che vengono dalla regione, che vengono dall'Unione Europea, che vengono dallo Stato italiano. E per poterlo fare che cosa ha bisogno? Di voti. Ora mi dirà lei, ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5% sono decisivi. Perché se lei sposta il 5% da una parte o dall'altra vuol dire che poi sposta in realtà il 10%. E quindi chi ha il 41 avrà il 51 delle preferenze. Non so se sono stato chiaro. Quindi ha un ruolo fondamentale in questa logica. Per cui qui è il peccato della politica. Cioè che aspetta che i magistrati facciano le indagini e facciano la condanna definitiva, abbiano la condanna definitiva.
Ma non è che, voglio dire, è un diritto assoluto quello di fare il sindaco. Si fa fare il sindaco alle persone che non risultano specchiate anche all'esterno. Quindi le mele marce andrebbero allontanate fin da subito, al sorgere del primo sospetto. E questo è il procuratore di Catania Francesco Curcio. Adesso andiamo a Niscemi, 300.000 euro per gli sfollati. Questo è il gesto simbolico ma anche concreto del Movimento 5 Stelle durante la visita di Giuseppe Conte. Stamattina invece sempre Conte ha tenuto una conferenza stampa all'Ars contro Schifani, il servizio di GR Italia. 300.000 euro subito disponibili per chi ha perso la propria casa. Parte da qui la visita a Niscemi del presidente Giuseppe Conte, che insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle ha consegnato simbolicamente agli sfollati le risorse raccolte attraverso il taglio degli stipendi dei parlamentari. Un aiuto concreto destinato a coprire le necessità più urgenti, dall'acquisto di beni di prima necessità ai servizi locali, con l'obiettivo di sostenere anche il tessuto economico delle imprese niscemesi. Ma dietro il gesto simbolico resta una situazione ancora complessa. Tra abitazioni inagibili e famiglie lontane dalle proprie case, l'emergenza legata all'evento franoso continua a pesare sulla comunità. Nel corso della visita Conte ha incontrato per la seconda volta il comitato dell'evento franoso e gli sfollati. Un confronto diretto fatto di richieste precise e criticità ancora aperte. La politica, se prende degli impegni, deve mantenere, perché su quello che si basa la fiducia dei cittadini. Noi siamo all'opposizione, anche qui in Sicilia, non possiamo risolvere noi i problemi, ma quel che è certo è che noi ce la mettiamo tutta, anche non solo per quanto riguarda gli emendamenti del provvedimento che li riguarda, che sono in Parlamento nazionale, lavoriamo qui in Assemblea siciliana e poi il nostro piccolo facciamo, perché oggi iniziamo a distribuire i primi concreti aiuti tagliandoci gli stipendi. Tra le priorità indicate, interventi sui prezzi delle abitazioni, misure di ristoro economico e soluzioni immediate per affrontare le difficoltà quotidiane. Questa mattina il leader dei 5 Stelle era stato anche a Palermo, da dove aveva rilanciato la questione morale e politica, denunciando un sistema che da oltre 10 anni lascia i cittadini senza risposte. Nel mirino il governo regionale che, dice, deve andare a casa. Parole dure che si accompagnano all'annuncio di un impegno diretto con la promessa di una presenza più costante in Sicilia. Adesso parliamo di lavoro, parliamo di ST Microelectronics, incontro a Palermo, all'assessorato delle attività produttive, è stato confermato il ruolo centrale del sito di Catania, ma le fasi 2 e 3 rimangono ancora incerti nei tempi di attuazione. Le preoccupazioni dei sindacati comunque restano. Il servizio di Orazio Longo. Catania come sito produttivo ad alti volumi, con il mantenimento delle linee in silicio su M5 e 200 mm e lo sviluppo della nuova tecnologia GaN, oltre al rafforzamento delle attività di ricerca attraverso un ecosistema integrato e l'adozione di metodologie avanzate di analisi e automazione. A Palermo, all'assessorato regionale alle attività produttive, alla presenza dell'assessore Tamaio e del sindaco di Catania Trantino, si è parlato di STM, confermato il ruolo strategico del sito etneo, inserito in una dimensione internazionale e gli investimenti annunciati, con una crescita occupazionale prevista fino al 2034 tra le 2.000 e le 3.000 unità. Ma le preoccupazioni rimangono, sottolinea il sindacato GL, per l'incertezza nell'attuazione delle fasi 2 e 3 del progetto. Le fasi 2 e 3 invece purtroppo sono delle circostanze che dipendono molto dal mercato. ST ha puntato molto sull'elettrificazione dell'auto. Questo purtroppo oggi il mercato non permette di avere una visibilità a lunga gittata e quindi ti sta pensando di avere anche altre eventualmente opzioni per poter investire sul mercato. Ci auguriamo che questo accada perché dobbiamo mettere chiaramente in salvaguardia sia le tecnologie attuali, ma dobbiamo soprattutto pensare a quelli che sono i livelli occupazionali e gli investimenti e anche le assunzioni. All'incontro di Palermo per la multinazionale era presente Fabio Gualandris, che ha presentato un aggiornamento delle prospettive per quanto riguarda Catania e il centro di progettazione di Palermo. Sono state posticipate di un anno, dal 2026 al 2027, alcune produzioni, ma c'è anche un altro nodo sottolineato dai sindacati. Per Fiorme e CGIL, senza accordo sull'acqua è a rischio l'investimento STM se non sarà sottoscritto con la Sidra un contratto che stabilisca in modo puntuale quantità, qualità e tariffa dell'acqua realmente disponibile. E sempre a Catania, quinto falso allarme bomba in poche settimane al centro di smistamento delle poste nella zona industriale. Ancora un pacco sospetto, scattano le procedure di sicurezza e viene persino evacuata la struttura. Il servizio di Desiree Ferlito. Il quinto allarme in poche settimane, sempre al centro di smistamento di poste nella zona industriale a Catania. Un'escalation che preoccupa lavoratori e istituzioni, stesso copione dell'ultimo episodio registrato nella notte tra domenica e lunedì, quando uno dei dipendenti si era trovato davanti a un pacco alimentato a una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili.
L'ordigno, risultato poi inoffensivo, era stato creato appositamente per seminare terrore. Ma chi e perché trama per generare terrore? Potrebbe essere un avvertimento nei confronti di qualcuno, e per quale ragione? Intanto monta la preoccupazione anche tra i sindacati. Il segretario dell'UGL Comunicazioni parla di minaccia inaccettabile alla sicurezza pubblica, sottolineando il clima di tensione crescente e ribadendo la piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine. Anche questa volta è stato un dipendente a notare il plico sospetto, attivando immediatamente le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della questura, l'area è stata messa in sicurezza e tutti i dipendenti sono stati fatti uscire dalla struttura in attesa nel piazzale del centro. Quel che è sicuro è che 5 allarmi in pochi giorni è un segnale troppo forte che non può più essere ignorato. Adesso andiamo ad Agrigento, è stato consegnato all'azienda idrica il nuovo impianto di depurazione della costa agrigentina e di Favara, un'opera strategica costata 18 milioni di euro che migliora la qualità delle acque e la tutela dell'ambiente. Servizio di Davide Sardo. Un'opera attesa e importante per l'ambiente. Consegnato ad AICA il nuovo impianto di depurazione al servizio della costa agrigentina e del comune di Favara. Un investimento di circa 18 milioni di euro per una struttura moderna. L'impianto servirà oltre 60.000 abitanti tra Villaggio Mosè, San Leone, Canatello e le zone balneari. L'opera è stata realizzata dal commissario straordinario per la depurazione nell'ambito degli interventi per migliorare il sistema idrico e ambientale del territorio. Si tratta di un sistema all'avanguardia progettato per migliorare la qualità delle acque e ridurre l'impatto sull'ambiente. Realizzato vicino al fiume Naro, il nuovo impianto sostituisce e integra i vecchi sistemi. Utilizza tecnologie avanzate tra cui il trattamento biologico MBR insieme a processi di disinfezione e deodorizzazione. Un'infrastruttura fondamentale che consente al territorio di raggiungere standard più alti nella tutela ambientale. Completata anche la messa in sicurezza del fiume Naro per garantire maggiore protezione all'impianto e all'intera area. Adesso andiamo a Catania perché piuttosto che tappare, risistemare il manto stradale pieno di buche, si pensa di rifare la segnaletica orizzontale e durante i lavori si pitturano di bianco persino le erbacce sul ciglio della strada. Siamo in Viale Lainò, guardate il servizio di Tonino De Mana. Le enormi buche e il manto dissestato non fanno più notizia e neanche la vegetazione incolta e rigogliosa che invade strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Ma transitando sul Viale Lainò non sfugge agli occhi dei passanti l'ennesimo paradosso catanese. Diciamo subito che non è un pesce d'aprile, insomma non è uno scherzo. Di fatto, con la strada in pessime condizioni, disastrata in più punti, persino sulle strisce pedonali, è stato pensato di rifare la segnaletica orizzontale. Il bianco in evidenza sul grigio del selciato ci sta, il bianco in evidenza sul verde è invece incomprensibile. Non si spiega come e perché chi ha spruzzato la vernice non abbia preso in considerazione la presenza delle erbacce, letteralmente ricoperte di bianco. Nessuna fatica neanche per rimuovere detriti e foglie che hanno cambiato colore. Ora magari saranno più visibili a chi è preposto alla raccolta, quantomeno lo speriamo. Dal bianco della vernice al giallo dell'albero di mimosa che nasconde in questo caso un marciapiede. A pochi metri, sempre sul Viale Lainò, c'è una fermata dell'autobus senza pensilina, chissà che non possa tornare utile per ripararsi dalla pioggia o dal Sol Leone. E poi c'è la strada, disastrata e groviera, che può veramente fare brutti scherzi, altro che pesce d'aprile. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, rientreremo subito dopo con il calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport, del calcio, parliamo del Catania che cerca la matematica e certezza del secondo posto in classifica nel campionato di Serie C, nel girone C, per preparare i play-off. Adesso Forte, che accelera ma difficilmente verrà rischiato per lunedì, è uno dei dubbi del tecnico William Viali. Il servizio di Marco Carli.
Se non è già centrato, poco ci manca. Il secondo posto, abbondantemente blindato con la vittoria di Latina e i risultati delle avversarie dirette dell'ultimo turno, ha bisogno della matematica. E anche per avere o rendere più vicino il conforto definitivo dei numeri, i 3 punti con il Picerno lunedì sarebbero importanti, oltre che per dare seguito ai progressi evidenziati dal Catania, soprattutto nella prima metà del secondo tempo del Francioni, quando i rossazzurri sono stati i padroni del campo. Viali lavora proprio per questo. Il macro obiettivo l'ha definito, la fase offensiva. Fare apprendere i concetti è il tema dominante, è, se vogliamo, il motivo preponderante per cui l'allenatore è stato scelto. Un altro obiettivo è il recupero dei giocatori che possono fare la differenza. Ciccarelli continua ad aumentare il minutaggio, Forte sta accelerando, ma è molto difficile che venga rischiato per la partita con il Picerno. Dunque Caturano e Lunetta si divideranno ancora il peso dell'attacco, supportati dal ritrovato Bruzzaniti, da D'Ausilio e Jimenez, oltre che appunto da Ciccarelli. Intanto aumentano le rotazioni dietro, con Carnielutti che con la difesa a 4 può tornare protagonista, e al centro in cui Di Noia può dare un aiuto consistente. 2 partite, 2 lunedì con Picerno e Crotone per definire anche matematicamente la posizione in classifica, e poi un mese per presentarsi al meglio ai playoff. È l'obiettivo. Il Catania ci sta già lavorando. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.